Oggi andiamo da qualche parte. Oggi scoprirete dove andiamo tramite la intro. Siamo arrivati ad Asolo. Vi ricordate Asolo? Ecco a voi la Gipsbox. Scusate, mi sono un po' confuso. Di Canova. Siamo arrivati a Federoba. Siamo andati a Trattoria San Bastian. Salto Della della capra. capra. Guardate che scorcio. Sì? Siamo a Roncade, sì. Perché prendiamo il manubrio per la moto mia. A posto sai, puoi andare. Anche oggi siamo giunti Alla fine di questa giornata. Ciao. e alla prossima avventura. Ciao. Amici follower, Ma soprattutto amici. oggi andiamo da qualche parte. Oggi scoprirete dove andiamo tramite la intro. Perché oggi non sappiamo, siccome il tempo era incerto, allora noi abbiamo detto dove andiamo? Boh, dove non c'è la pioggia. È caduto il carico. È tutto intero, vabbè. Comunque una cosa è sicura è che andiamo a prendere il manubrio. Manubrio della moto, esatto. Oggi pomeriggio vediamo se riusciamo a installarlo. Abbiamo due nuove entry, abbiamo qui. Jacopo e Eleonora. Prendiamo anche la sua moto Che vengono con noi sì, oggi. anche Primo giro, prima corsa. Prima corsa. Abbiamo un verginello. neopatentato. Patentato Fresco. quindi viene via con noi e facciamo la nostra sosta caffettino dopo e ci vediamo dopo. Ok. Ciao. Amici! Mi raccomando, caschi sempre bene allacciati, fari accesi e via, Verso l'infinito. poi oltre. Andiamo. Andiamo. Sempre in forma, sempre il numero uno, perché un vero biker, ricordati, noi ci fermiamo sempre col rosso. E che è meglio? Ce l'ha detto il codice della strada? Perché il codice della strada è sacro come la Bibbia. Un vero biker, sì, va via sregolato, ma osserva sempre le regole della strada. Sempre, verso l'infinito e oltre. Amici follower, ma soprattutto le nuove... amici, siamo passati a 290 iscritti. 90 iscritti, Forza che arriviamo ai 300. Ringraziamo perché infatti non abbiamo ringraziato, No, esatto. infatti non abbiamo detto di iscriversi al nostro canale. Ma non ti preoccupare, lo faremo adesso al Maori. Eccoci qui. Allora, siamo arrivati alla sosta caffettino, come Solito vedete. posto qua al Maori Caffè. Se volete venire a bere il caffettino al Maori Caffè, venite così ci conoscete anche. Perché Volevamo ringraziare gli amici, gli amici esatto. follower, anche le amiche follower. Siamo arrivati quasi a 1 millino di visualizzazioni sull'ultimo video in pochissimo tempo. Pensate che lo facciamo per divertimento e per divertire anche ringraziamo voi. anche tutti Grazie, quanti gli sì. iscritti, grazie Vabbè, del vostro supporto. mi commuovo. Andiamo a bere il caffettino adesso. Ok. Ciao, dopo ragazzi. Andiamo. Ho sentito 2 schizzolate, non so cos'erano. Io. Vai benissimo, complimenti. Qua per esempio ho visto sei arrivato un po' di cacciata e hai frenato. Attento! 34 km con 1 litro. Là, telefono in carica. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Adesso non siamo qua, siamo tutti qua. No, quella è ZTL non attiva, ok. Attiva? Sì, c'è scritto ZTL non attiva. No, beh, c'è scritto. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight.
bisogna trovare un posto. La mettiamo subito dove c'è il semaforo, qua, a destra. The sky, only you. Amici follower, Ma sempre e soprattutto amici. amici. Siamo arrivati ad Asolo. Vi ricordate Asolo? L'abbiamo fatto, vedete, Già un video precedente, lo lasceremo fatto- in descrizione. siamo venuti a bere un caffettino perché i ragazzi neo patentati e neofiti, senti che parola che Bravo. dico, neofiti della moto, hanno il culo piatto. Sostina qui ad Asolo, ci stanno per investire. Ma sì, tanto i nostri follower ci ricorderanno. Sì, ringraziamo tutti i nostri amici, iscriversi al canale, Era- mettete un mi piace Non vi costa nulla, noi ci e fa molto commentate piacere. sul canale. A dopo ragazzi. Ciao. Sosta caffettino ad Asolo, dopo andiamo a mangiare e ripartiamo su un bellissimo ristorante con una vista stupenda. Adesso andiamo qua giù dall'arco. Allora, andiamo a andare al ristorante Storia. Perfetto. Andiamo. What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the sun do? Oh, amici follower e soprattutto Amici. amiche, siamo arrivati su un punto dove, vi ricordate il precedente video che abbiamo lasceremo in detto? descrizione. Esatto, che mio socio lascerà In descrizione. qua da qualche parte, e siamo arrivati alla famosa biscoteca di Canova. Eccola qua. Un attimo che sposto il pullman. Vedete come ho fatto cenno il pullman di spostarsi? Il pullman mi ha ascoltato. Ecco a voi la biscoteca di Casanova. Scusate, mi sono un po' confuso. Di Canova. Canova, come sapete, era un famoso scultore intorno al fate conto 1700, 1800, un po' meno del 1900. Andiamo verso la fine del po' meno. Andiamo su. Vabbè, dai, era Di quegli anni là. esatto. Ha fatto questo che deve essere stato un luogo di ritrovo dei giovani dell'epoca, perché qua si sparava della musica reggae, quindi presumo che sia stato per quello, no? Dove tutti i ragazzi venivano qua un po' sballati, insomma, e si divertivano a ballare su questo piazzale, su questi gradini. Storia, cioè non è che io vi racconto. T'ho detto, Chi ha fatto una ho tesi? fatto una tesi sulla biscottiera di Casanova. Andiamo a vedere se è aperta e seguiteci, venite. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did the sun mean? There's no tomorrow. Allora amici follower, abbiamo scoperto che questa non è altro che la chiesa del Canova. L'ha progettata e iniziata lui, non è riuscito a finirla perché è morto prima. Siamo stati dentro una roba meravigliosa, cioè E vi dentro c'è la invitiamo sua a venire. tomba. Dentro c'è la tomba di lui col fratello, e abbiamo scoperto anche dentro una sfera che c'è la sua mano messa così, perché venne trattato come un santo. Nel 1922 lui è morto, gli hanno tolto il cuore lo potete trovare ai Frari a Venezia, la mano è qui, una cosa sbalorditiva. C'è anche la tomba del fratello comunque di Canova. È grande, cioè so tutto incredibile. Siamo arrivati a Federoba. Siamo arrivati alla Federoba a mangiare al ristorantino, e se il mio socio inquadra lì, sta venendo giù il diluvio. Hanno chiamato diluvio qua una mezz'oretta e dopo dovremo scampare il pericolo. Amici follower. Ma soprattutto Amici. abbiamo disnato, come si suol dire, e abbiamo mangiato veramente bene. Dove siamo andati? Vado subito socio ad elencare dove siamo andati. Che adesso vi vado a leggere perché ho il foglio girato. Sì. Siamo andati a Trattoria San Bastian a Pederoba, Treviso. Federoba, sì, esatto. È la strada, una delle tante strade per andare su al Monte Grappa. E questa volta cercheremo di andare da questa parte di qua
a fare il salto della capra. Esatto, vi ricordate sul vecchio video, andatelo a vedere se non l'avete visto, che dovevamo andare al salto della capra, invece abbiamo fatto solo il tunnel di Vittorio Emanuele. Terzo. Comunque abbiamo mangiato molto bene. Molto bene, abbiamo preso Io e te. salsicce con la polenta, Fatte io ai ferri. verdure grigliate, Sì. anzi verdure al forno erano, tu patate fritte. Sì. I ragazzi si sono presi le tagliatelle Sì, alla boscaiola. alla boscaiola, molto buona, ha detto, E e un pasticcio bianco col sugo di cervo, quindi una roba favolosa. Acqua, vino, caffè. 65 euro, meglio di così, insomma, dai, non è che abbiamo speso tantissimo e si è mangiato molto molto bene, cosa casereccia. Vi diciamo una cosa buona, che loro fanno tutto alla griglia, cioè con il fuoco. Sole alto. Ha fatto un po' di pioggia, Sì. Sole alto. Adesso prendiamo le nostre moto e andiamo a fare quel famoso salto della capra. Siamo al nono tornante. Macchina. Allora, stai attento che adesso qua c'è un po' di sportività e la strada è proprio sporca qua. Alto tornantino. Come si va sempre in alto? Un altro tornantino. No, nessuno. Vedo biker. Fate una foto più larga. Nessuno, vai. Che meraviglia! Allora, tanto di là non arriva nessuno. Metti la moto qua, dritta. Così qua non arriva nessuno. Vai, smonta patatina. Meraviglioso, Amici, un po' d'altitudine, mi si sono stroppate le orecchie. Finalmente, dopo tante peripezie, siamo al salto Della capra. capra. Guardate che roba, guardate che scorcio. Si dice scorcio, no? Scorcio. Guardate che roba, guarda che roba, incredibile. Il tempo non è dei migliori, quindi adesso c'è un'altra macchina. Difatti. Una giornata fresca. Anche perché con quello che hanno chiamato durante la settimana, che erano 38-40 gradi, Una rinfrescata ci voleva. oggi siamo che giriamo con i 25-26 gradi, che è una bella differenza. Amici, Followers, ma soprattutto amiche, followers. siamo arrivati a Roncade. Siamo a Roncade, sì. E voi direte, Perché? che siete andati a Roncade? E noi vi rispondiamo, perché prendiamo il manubrio per la moto mia. Invece di avere il suo manubrio Troppo spostato, diciamo, in questa posizione qua, prenderemo un manubrio nuovo che mi porta ad avere le mani un po' più dritte. Perché? Voi direte, perché cambiare il manubrio? Perché ho leggermente male la spalla, dopo aver sentito anche tanti amici che ci hanno scritto della Moto Guzzi, che sia proprio un discorso di impugnatura del manubrio. Proviamo e vediamo se si risolve il problema. Già qualcosa abbiamo risolto modificando un po' l'inclinatura del manubrio. Ok, ciao. Ciao! Tutto un ambaradame di elettronica. Si è accesa la moto, abbiamo caricato il manubrio, accendiamo anche la mia. 67 km. Vai.
amici, follower. ma soprattutto Amici. amici e follower. Anche oggi siamo giunti Alla fine di questa giornata bellissima perché siamo divertiti, vedrete adesso sul video. esatto, abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo portato via, ve lo diciamo, quel ragazzo e quella ragazza era mio figlio e sua amorosa. Sono venuti via con noi, è la prima volta che mio figlio prende in mano una moto, quindi siamo andati piano, abbiamo fatto un bel giro, molto bravo anche devo dire. Nel frattempo abbiamo anche montato Vi mostriamo un attimo, manubrio non si vedeva bene la differenza, però ho cambiato il manubrio della moto. questi meccanici. Esatto, il mio socio fa tutto lui, è tutto fare, quindi ha messo a posto. Se vi piacciono i nostri video, se vi piacciono seguiteci, non guardateli solo, ma iscrivetevi E mettete mi e piace. mettete mi piace, quindi siamo felici così. Ciao. E alla prossima avventura. Manubrio. Ciao. Allora, adesso montiamo il manubrio nuovo, metto qua le chiavi. Allora, dobbiamo tirare via. Allora, Parabrezza. cosa ti serve? Il parabrezza. Parabrezza, 17. Tu tiri via il parabrezza. Vai. Vado? Sì, ok. Sfilalo, anche casca giù i pezzettini e via. Che basta. Uno. Quanto dura un manubrio, eh? Ecco qua, il 2, perfetto. E così sfiliamo anche, senza far malanni, questo qui. Ah, vai a casa. Poi posso, sai, puoi andare. Che dici? Sì, Fare bene? perfetto.